Terza ondata 10 volte superiore alla prima per numero di ricoveri al reparto infettivi di Udine in 6 mesi, lo stesso numero di pazienti accolti in 6 anni, 30 al momento le persone trattate con le cure monoclonali. Domani aprono le agende per le vaccinazioni dei cittadini tra 70 e 74 anni, si prenota tramite CUP, call center e farmacie e queste ultime si preparano anche alle somministrazioni da metà aprile. Trapelano dettagli sul nuovo decreto anti-Covid a vaglio del Consiglio dei Ministri, i governatori non potranno chiudere le scuole, vaccini obbligatori per medici e farmacisti con conseguenze per chi si rifiuta, scudo penale per i vaccinatori. Travolta da un altro mentre va al lavoro in bicicletta, muore una mamma di 48 anni, l'incidente a Sequal, sindacato per omicidio stradale, un trentenne di Pinzano. Un nuovo Caravaggio a Udine, lo street artist Andrea Ravo Mattoni, specializzato nella riproduzione di capolavori della storia dell'arte, sta per concludere un murales in centro città dedicato alla vocazione di San Matteo. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. La terza ondata è stata 10 volte più forte della prima e in 6 mesi il reparto di infettivologia di Udine ha accolto più pazienti che in 6 anni. Numeri che danno l'idea della potenza del Covid. Attualmente sono 30 i pazienti trattati a domicilio con le cure monoclonali. A questo riguardo domani ci sarà la firma con i medici di medicina generale. Sentiamo le parole del direttore della clinica delle malattie infettive di Udine, Carlo Tascini. Purtroppo noi siamo affaticati da un anno intensissimo per noi, è una cosa che ripeto spesso, ma per far capire. In 6 mesi abbiamo fatto i ricoveri nel reparto di malattie infettive che normalmente venivano fatti in 6 anni. E noi stiamo adesso lavorando su pazienti che sono 10 volte quelli che abbiamo avuto a marzo-aprile, quando c'è stato un impatto psicologico enorme, e adesso invece sembra che non ci sia nessun problema. Ecco, questa è la differenza e il rapporto che deve impressionare. Abbiamo fatto 30 pazienti con i monoclonali, stiamo cercando di curarli a domicilio con una infusione unica di monoclonali che viene fatta in ospedale solo per i pazienti che non sono ricoverati. Su questi 30 pazienti la maggior parte sono andati molto bene. Il protocollo verrà stilato a livello regionale in accordo con i medici del territorio. Secondo, per i monoclonali ci sono dei criteri ben precisi stabiliti dall'AIFA. Concetti questi che il dottor Tascini approfondirà nel corso della puntata di questa sera di Screenshot con Davide Vicedomini alle 19:45. 16 oggi in Friuli Venezia Giulia le persone che hanno perso la vita con Covid, cui si aggiunge un decesso pregresso. Di nuovo in aumento i ricoveri nelle terapie intensive, sono 82, mentre i pazienti accolti in altri reparti scendono a 664. Su 7.651 tamponi molecolari sono stati rilevati 417 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,45% e su 3.204 test rapidi antigenici sono stati rilevati 227 casi, 7,08%. Le persone in isolamento scendono a 14.451. E trapelano alcune indiscrezioni in relazione al nuovo decreto relativo alle misure, alle restrizioni anti-Covid da applicare al territorio nazionale, che è proprio adesso al vaglio del Consiglio dei Ministri. Non ci saranno regioni in giallo dal 7 al 30 aprile. I presidenti delle regioni e delle province autonome non potranno chiudere le scuole fino alla prima media, questo indipendentemente dal colore del territorio. C'è attesa per le misure a contrasto della pandemia che saranno inserite nel nuovo decreto che sarà varato oggi dal Consiglio dei Ministri. Nonostante le posizioni restino diverse, pare che il governo si lascerà guidare dalla prudenza. Preoccupa la contagiosità della variante inglese, riscontrata nell'80% dei tamponi a livello nazionale e nel 90% in Friuli Venezia Giulia.
Il nuovo decreto sarà in vigore dal 7 al 30 aprile. In linea di massima non ci saranno regioni in fascia gialla, ma solo arancione o rossa. Sarebbe tuttavia previsto un meccanismo per allentare le restrizioni in caso di miglioramento dei dati. Pomo della discordia è se rendere o meno questo meccanismo automatico. Se la ministra Gelmini è per la linea meno rigida, il collega triestino Patuanelli ritiene che parlare oggi di riaperture sia rischioso. Dal 7 al 30 aprile dunque tutte le regioni saranno arancioni o rosse. Non è passata la linea sostenuta anche dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che aveva chiesto anche il giallo, laddove vi fossero le condizioni. Il passaggio o la permanenza in zona rossa saranno legati all'incidenza accumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Resta la possibilità per governatori e presidenti delle province autonome di applicare le misure da zona rossa, se necessario, nei propri territori. Gli stessi amministratori, invece, non avranno la possibilità di chiudere le scuole fino alla prima media, indipendentemente dalla fascia di colore. Resterà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Sarà una Pasqua blindata anche per i viaggi all'estero. L'ordinanza del ministro Speranza, in accordo con il premier Draghi, dispone fino al 6 aprile per arrivi e rientri da paesi dell'Unione Europea tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tamponi alla fine dei 5 giorni con test molecolare o antigenico. Quanto alla campagna vaccinale, il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo ha fissato l'obiettivo dell'immunizzazione dell'80% degli italiani a settembre. E dalla bozza del decreto Covid in circolazione proprio ora emerge anche un'altra novità, due a dire la verità. Da un lato l'obbligatorietà dei vaccini per farmacisti ed operatori sanitari e dall'altra lo scudo penale per il personale che effettuerà le somministrazioni. Il vaccino quindi viene indicato come requisito essenziale per chi lavora all'interno delle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche e private, ma anche farmacie, parafarmacie, studi professionali. Per chi rifiutasse la dose di farmaco è previsto lo spostamento a mansioni diverse o il demansionamento. Se ciò non fosse possibile, scatterebbe un periodo di sospensione non retribuito. E poi lo scudo penale. La linea indicata è che gli operatori non siano più punibili per omicidio colposo e lesioni personali colpose a causa della somministrazione di un vaccino. Il presidente della Regione Fedriga ha annunciato una misura regionale a sostegno di chi ha aperto un'attività nel 2020 e che non può accedere ai ristori nazionali, i quali prevedono una perdita di fatturato rispetto al 2019. La Regione sta lavorando ad una misura di sostegno per le attività economiche penalizzate dalle restrizioni Covid che non hanno diritto a sostegni e ristori nazionali perché sono partite nel 2020. Lo ha detto il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, intervenuto ieri sera alla trasmissione Buonasera Italia condotta da Barbara Palombelli. Il meccanismo previsto a livello nazionale per i contributi prevede che il fatturato del 2020 abbia registrato una certa perdita rispetto a quello del 2019, escludendo di fatto quanti hanno avviato un'attività nel 2020. Annuncio che faremo una misura regionale con la limitatezza dei fondi regionali, ha detto Fedriga in TV, che andrà per la prima volta ad aiutare anche chi ha aperto un'attività nel 2020 che non può avere un differenziale sul 2019. Questa situazione, ha aggiunto il governatore riferendosi al meccanismo nazionale dei ristori, fa emergere con quanta superficialità si è trattato nell'ultimo anno tutto il mondo produttivo. Fedriga ha poi portato un esempio. Io, ha spiegato, sono commissario per la realizzazione della terza corsia della Venezia-Trieste. Se vado ad espropriare un terreno per il bene collettivo, legato al collegamento delle due località tramite questa strada, io quel terreno lo pago. Non è che noi possiamo chiedere un sacrificio a determinate attività per tutelare un bene collettivo, che in questo caso è la salute, e non dare loro le risorse per poter sopravvivere, perché allora sì si crea una tensione sociale inaccettabile, ha concluso il presidente del Friuli Venezia Giulia, e le chiusure non sono più compensate da misure che possano far sopravvivere non solo attività, ma anche persone.
Si aprono domani in Friuli Venezia Giulia le agende per le adesioni dei cittadini appartenenti alla fascia d'età 70-74 anni alla campagna vaccinale anti-Covid. Lo ha comunicato il vicegovernatore Riccardo Riccardi, ricordando che le modalità di prenotazione sono le stesse utilizzate per le altre categorie: il CUP delle aziende sanitarie, le farmacie, il call center al numero unico 0434 22 3522. La platea stimata di persone interessate da questa tranche di vaccinazioni ammonta a circa 75.000 persone. Le operazioni di somministrazione del siero AstraZeneca inizieranno dalla metà del mese di aprile. Procediamo, ha sottolineato Riccardi, con la consapevolezza che, specialmente intervenendo in queste fasce d'età, più velocemente vacciniamo, meno persone vengono esposte al pericolo di contrarre il virus, con conseguenze severe. Confido quindi in una risposta importante da parte dei cittadini. E le farmacie del Friuli Venezia Giulia potranno diventare punti vaccinali da metà aprile. Sentiamo la vicepresidente del gruppo farmacie di Udine, Antonella Colutta. Siamo entusiasti di questa opportunità e lo sono anche i cittadini. Ieri in farmacia venivano un po' dappertutto a chiedere se era già possibile vaccinarsi anche da noi. L'aspettativa dei cittadini è altissima. Anche nella nostra regione potrebbe esserci questa possibilità da metà aprile. Le farmacie della nostra regione sono pronte? Per la verità no, non siamo pronte. So che domani in regione ci sarà un incontro per recepire il protocollo nazionale, dove ci sono effettivamente dei passaggi diciamo critici, nel senso che ci impongono delle procedure abbastanza precise e puntuali, sulle quali ci dovremo preparare in fretta. Abbiamo questa grandissima opportunità. I farmacisti in generale e le farmacie sono pronte a rispondere a questa chiamata, che è una chiamata di emergenza, ma che poi nel futuro potrà diventare un set consolidato, quindi potremo veramente dare una mano alle campagne di vaccinazione e richiami a tutto quello che negli altri paesi europei si fa già da molto tempo e senza timori, con grande esperienza. Rispetto alla questione dei vaccinatori sollevata dal Friuli Venezia Giulia, so che anche altre regioni hanno problemi simili. Anche su questo il Parlamento può esercitare un controllo o fare pressione se le cose non sono andate come dovevano andare. Vi do quindi la massima disponibilità. Possiamo muovere le commissioni competenti in modo da avere in breve tempo una risposta. Lo ha detto il Presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo ad un appello del Presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale, Piero Mauro Zanin, sulla necessità di invio da parte del Governo di personale per le vaccinazioni. Durante un incontro in videoconferenza tra Fico e la Conferenza delle Assemblee Legislative, Zanin ha chiesto a Fico il sostegno della Camera anche nella fase dell'emergenza, ricordando che il Governo si era impegnato a mandare in Friuli Venezia Giulia 300 vaccinatori professionisti, ma oggi ce ne sono solo 50. E il Movimento 5 Stelle replica al Presidente della Regione Fedriga e al Vice Riccardi in merito ai dati sulla mortalità da Covid in Regione. La vera speculazione è di chi nasconde i dati. Capiamo la volontà di salvaguardare l'immagine, ma così non si fa un buon servizio ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle replica duramente al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e al Vice Riccardo Riccardi dopo l'audizione Fiume di ieri in Consiglio regionale, nel corso della quale sono stati presentati i dati del contagio sul territorio. Secondo i pentastellati, il fatto di presentare un unico numero sui decessi nel 2020 è servito per diluire una seconda ondata con effetti devastanti in Regione. Andrea Ossai ha evidenziato come l'indagine Istat era composta da diversi contenuti, compresa la suddivisione tra prima e seconda ondata, contrariamente a quanto detto da Riccardi. Da marzo a maggio 2020 si è visto un aumento del 9% dei morti rispetto a quelli previsti statisticamente. Nella seconda ondata invece si parla di un 45% in più. A confermare come il Friuli Venezia Giulia sia stata la regione con il maggior numero di decessi a livello italiano anche il report Altems dell'Università Cattolica. Ci accusano di non saper leggere i dati, attaccano i 5 Stelle, ma loro forniscono solo cose parziali o nascoste
nascoste. Ilaria D'Alzova ha posto l'accento sulla pressione negli ospedali. Abbiamo chiesto se ci sia un problema di assistenza sul territorio, ma anche in questo caso silenzio. Cristian Sergo ha evidenziato come i tanti tamponi non servono a giustificare invece un contagio simile del virus in Friuli Venezia Giulia. Infine Mauro Capozzella definisce le parole di Fedriga, che accusava le opposizioni di speculare sul dramma, indegne. Noi chiediamo chiarezza per evitare che situazioni simili proseguano. Siamo alla cronaca. Travolta da un'auto mentre va al lavoro in bicicletta, muore a 48 anni a pochi metri dalla fabbrica che stava raggiungendo. Lutto a Sequals per la tragica scomparsa di Gabriella Novelli, morta al Santa Maria della Misericordia di Udine. Risulta indagato per omicidio stradale un trentenne di Pinzano. È morta andando al lavoro in bicicletta Gabriella Novelli, 48 anni, di Sequals, mamma di 2 ragazzi di 22 e 20 anni. La tragedia questa mattina intorno alle 8, a pochi metri dalla fabbrica di meccanica di precisione dove era impiegata nella frazione di Lestance. A travolgerla mentre pedalava in sella alla sua bici un uomo di 30 anni di Pinzano al Tagliamento, adesso indagato per omicidio stradale, rimasto illeso sotto shock. L'impatto lungo la provinciale 22 all'altezza dell'incrocio con via dell'Artigianato, un'intersezione molto complessa. La donna è parsa subito gravissima, trasportata in ambulanza all'ospedale di Udine dove è morta poco dopo. A rilevare l'incidente la polizia stradale di Spilimbergo è intervenuta sul luogo della disgrazia insieme ai vigili del fuoco del distaccamento della città del Mosaico. Un lutto gravissimo per il nostro paese, dice il sindaco Enrico Dorico. Gabriella era molto conosciuta e amata, lascia nel dolore il marito Giancarlo Cescuti, anche lui molto conosciuto per la sua attività di falegname a Sequals, già titolare di una falegnameria. L'amministrazione comunale si stringe alla famiglia in questo grave momento di dolore. La Guardia di Finanza di Trieste, insieme alla Direzione Investigativa Antimafia, ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni nei confronti dell'imprenditore napoletano Pasquale Formicola, 43 anni. L'uomo era stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione per autoriciclaggio e frode fiscale nell'ambito di un procedimento aperto dalla Procura di Trieste per l'acquisto della storica azienda Giuliana Depositi Costieri. Gli è stato sequestrato un patrimonio del valore di oltre 5 milioni di euro. Per la DIA e le Fiamme Gialle reimpiegava illecitamente il denaro in attività economiche intestate a prestanome, in particolare nell'acquisto e gestione di una società triestina operante nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi. Colta da malore trovata a bordo strada nella notte, una donna è stata soccorsa da una guardia giurata del Corpo Vigili Notturni in servizio nella zona Villesse. Mentre stava transitando a Ronchi dei Legionari, il vigilante ha notato la donna stesa sul ciglio della strada. Era in stato confusionale. Dopo pochi minuti è giunta un'automedica proveniente da Gradisca e subito dopo un'ambulanza. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti. Troppi incidenti e troppi automobilisti indisciplinati lungo la statale 13 Pontebana, così il comune di Tricesimo corre ai ripari e installa il semaforo rosso, un sistema di rilevamento automatico delle infrazioni più gravi al codice della strada. Sarà attivo entro la fine del mese di aprile a Tricesimo il semaforo rosso, un dispositivo per individuare immediatamente gli automobilisti che violano le normative del codice della strada. Questo è un incrocio ad alto rischio ed è un incrocio dove in pratica si intersecano 7 vie. Allora, come amministrazione abbiamo pensato che per essere anche correttivi, per essere educativi e per evitare incidenti, è bene che questa zona sia controllata. Allora ci siamo attivati a far partire in questi giorni, posso già anticipare, entro il mese di aprile sarà attivato il cosiddetto semaforo rosso. Semaforo rosso praticamente che è molto attivo, molto efficiente a segnalare e a fare, a rilevare tutte quelle che sono le infrazioni del passaggio quando il semaforo diventa rosso. È un incrocio che vede diversi incidenti perché la fretta oggi ci porta a essere sempre veloci, sempre più a non osservare quello che è il codice della strada e di conseguenza è bene anche, visto che siamo in centro a Tricesimo, salvaguardare pedoni e ciclisti proprio in questa zona dove maggiormente c'è questa possibilità di alta incidenza di incidenti.
Per aggirare l'esame di teoria della patente, un 47enne nigeriano si è fatto sostituire da un cittadino del Togo con un documento contraffatto. A smascherarli sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Pordenone che li hanno arrestati proprio alla motorizzazione civile. La chiusura dei confini che non sono di prima categoria attuata lunedì da parte della Slovenia, che attualmente si trova in lockdown, sta causando forti rallentamenti alla barriera dell'Iser. Così è successo anche oggi. Le autorità della Nuova Repubblica infatti controllano in maniera minuziosa la documentazione dei veicoli in transito e in ingresso. Sono decine i mezzi pesanti oggi in coda, diverse anche le auto sul posto. In area italiana operano Polizia di Frontiera, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il Covid non farà passare ai friulani la voglia di viaggiare. Ci abitueremo anche ai tamponi per andare all'estero. Le valigie probabilmente saranno più cariche di medicinali. Parola dell'agenzia di viaggi. I friulani, in attesa di certezze sui viaggi all'estero, non hanno fatto in tempo a prenotare un posto a bordo di uno dei 3 charter partiti per le Canarie. Chi può parte, nonostante la quarantena e il doppio tampone. E probabilmente a questi test bisognerà abituarsi per andare all'estero. La voglia di viaggiare rimarrà nonostante il Covid. Avremo solo valigie più piene, in particolare una farmacia ambulante più fornita. Questa è l'analisi di Roberta Saletta dell'agenzia di viaggi Turismo 85. La voglia di partire c'era. Quando sono stati aperti qualche settimana fa le prenotazioni per questi corridoi verso queste meravigliose isole come sono le Canarie, 3-4 charter sono partiti da Milano e da Verona. Ogni charter ha circa 180 posti e sono partiti tutti pieni. C'è da dire che effettivamente noi friulani siamo stati un po' frenati nel catapultarci nella prenotazione di questi voli, proprio perché non si sapevano bene quali fossero le direttive, e anche se poi queste direttive sono state comunque ben precise, addirittura ci venivano incontro sul tampone, sul costo del tampone per entrare e per uscire dopo la settimana di vacanza, effettivamente poche sono state le prenotazioni da parte dei friulani. L'abitudine di viaggiare molto sicuramente rimarrà. Fare un test prima di uscire dall'Italia, questo sicuramente per molto tempo rimarrà. La valigia sarà ancora più piena, la solita farmacia ambulante. È anche vero che secondo me nel momento in cui poi si supera il gap, l'ostacolo del tampone in ingresso e si arriva in destinazione, tutto comunque sarà più facile. Roberta Saletta sarà tra i protagonisti della puntata di Elettroshock, in onda questa sera alle 21 dal titolo Pasqua con i tuoi. Si parlerà di queste festività blindate con diversi spunti per renderle speciali, almeno in tavola, con prodotti del territorio. La polizia locale di Cervignano del Friuli ha sanzionato la titolare di un'edicola tabacchino di Perteole di Ruda e ha proposto la chiusura per 5 giorni alla prefettura di Udine del punto vendita. Da diversi giorni, infatti, numerosi cittadini del paese avevano segnalato che la titolare serviva ai clienti senza indossare la mascherina. Questa mattina gli agenti si sono presentati in Borghese come clienti, anche in quel caso la titolare li ha serviti senza mascherina. A quel punto è scattata la sanzione prevista dalla normativa anti-Covid. Soddisfazione da parte della Cimolai per il trasferimento a Trieste della mega nave da crociera della Seabourn Venture. Lo scafo è stato costruito nei cantieri di Porto Nogaro, dove è in fase di realizzazione anche la nave gemella che sarà pronta nel 2022. Lo scafo della Seabourn Venture rappresenta il più grande manufatto mai realizzato nei cantieri di San Giorgio di Nogaro, e il tutto è stato reso possibile grazie alla professionalità di tecnici, piloti, ormeggiatori e operai specializzati. Questo è il commento soddisfatto dell'azienda pordenonese Cimolai dopo la costruzione e il trasferimento a Trieste, sulla super chiatta Arcalupa, del manufatto Mar 172, lungo circa 170 metri e largo 24. Un sentito ringraziamento e il pensiero della Cimolai, che ha messo a disposizione il video delle operazioni, va a T. Mariotti per il lavoro svolto insieme, alle capitanerie di porto di San Giorgio di Nogaro, Monfalcone e Trieste, alla Banca di Cividale per il prezioso supporto e naturalmente a Seabourn per la prestigiosa commessa.
L'operatore crocieristico ultralusso ha celebrato così un nuovo traguardo nel processo di costruzione della sua prima nave Expedition, firmata da Timariotti con il trasferimento dello scafo della nave a Genova per l'allestimento finale. La nave è già dotata di motori, generatori e principali equipaggiamenti della sala macchine. La stagione inaugurale di Seabourn Venture inizierà in Norvegia nell'inverno 2022 con l'opportunità di vedere l'aurora boreale. La seconda nave Expedition, gemella, ancora da nominare, attualmente in costruzione a San Giorgio di Nogaro, è attesa per la consegna alla fine del 2022. Ognuna porterà 2 sottomarini costruiti su misura, 24 gommoni Zodiac, kayak e un team di esperti di spedizioni. Pasqua è la festa della speranza che va tenuta viva nel cuore di quanti sono provati dalla pandemia. Il messaggio dell'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzucato, ai friulani, che invita ad essere più fedeli e solidali verso i fratelli per sconfiggere definitivamente il virus della paura che induce a chiudersi in se stessi. L'anno scorso eravamo più scioccati, quest'anno siamo più provati. Queste parole di Papa Francesco sono l'incipit del messaggio che l'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzucato, rivolge ai fedeli in occasione della Pasqua, che è la festa della speranza. L'Arcivescovo, ricordando le vittime della pandemia, che se ne sono andate in molti casi senza neppure un ultimo saluto, ringrazia i sacerdoti che hanno tenuto viva la speranza nel cuore dei parenti e delle comunità durante i tanti funerali che hanno celebrato. In questi mesi, afferma Monsignor Mazzucato nel suo messaggio ai friulani, mi sono trovato a promettere la mia e la vostra preghiera a medici e infermieri che si spendono nei reparti dei nostri ospedali, dovendo spesso reggere la morte del malato e lo strazio dei parenti. Mentre rinnoviamo loro profonda riconoscenza, auguro a tutti di respirare nuova speranza in questa festa di Pasqua. Essere più fedeli e solidali verso i fratelli è la vittoria definitiva sul virus della paura che induce a rinserrarsi in se stessi, e la vittoria della Pasqua aiuta a spalancare i cuori. Questo in sintesi il significato del messaggio che l'Arcivescovo proporrà anche ai detenuti della casa circondariale di Udine, che incontrerà il giorno di Pasqua prima della celebrazione del Pontificale prevista alle 10:30 in cattedrale, che sarà trasmessa in diretta da Telefriuli. Tra gli appuntamenti della Settimana Santa presieduti dall'Arcivescovo ricordiamo la Via Crucis alle 20 di Venerdì Santo in cattedrale, dove sabato celebrerà la Veglia Pasquale. Lunedì dell'Angelo alle 9 celebrerà la messa nel carcere di Tolmezzo. Un aggiornamento per quanto riguarda la campagna vaccinale, perché la Regione ha fatto sapere che da domani i conviventi e i caregiver delle persone estremamente vulnerabili potranno accedere alla vaccinazione presentando una semplice autocertificazione. È stata dunque introdotta una semplificazione per agevolare il più possibile le procedure di somministrazione a questa categoria che la Regione appunto definisce fondamentale nel tessuto sociale della nostra comunità. I giochi di luce del Caravaggio prendono forma a Udine grazie ad uno street artist. Un mega Caravaggio in murales è in fase di realizzazione all'interno di una corte privata del centro di Udine. A eseguire l'opera, ispirata alla celeberrima Vocazione di San Matteo, è lo street artist varesino Andrea Ravo Mattoni, writer noto in Europa per la sua vocazione nel riprodurre con le bombolette spray i capolavori dell'arte racchiusi nei musei. Comunque una grande sfida e ogni volta mi sento come un nano sulla testa di giganti. Cerco di tradurlo al meglio, è una tecnica chiaramente completamente differente da quello che è l'olio o gli acrilici, diciamo, non posso miscelare i colori dal giallo al blu, creare il verde. Quindi, e soprattutto non tocco la superficie, da lì aerosol art. E quindi sì, è un approccio completamente differente, ecco. Il graffitto, ispirato dal dipinto di Michelangelo Merisi, misura 8 metri per 8 e sarà concluso domani, dopo 4 giorni di intenso lavoro. I vicini di casa sono contenti? Ma guarda, fino adesso sì, si sono affacciati in 3, mi hanno fatto delle domande, ho chiesto, ho spiegato, qualcuno è addirittura venuto qui in terrazza a verificare, a vedere l'artista all'opera. Non credo che l'arte possa dar fastidio a qualcuno. Sarò felice di far venire qui chi vorrà vederlo gratuitamente, perché secondo me l'arte deve essere condivisa. L'arte secondo me dà dei piaceri importanti, soprattutto in questo periodo, ti arricchisce e non costa.
Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con le news sportive, subito dopo le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.